Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Vediamo insieme i titoli più rilevanti della mattina. In apertura lo scontro aperto sulla rete della cardiochirurgia pediatrica in Sicilia dopo la presentazione da parte del governo regionale del piano che individua Palermo come hub principale e Taormina soltanto come presidio ospedaliero territoriale. Secondo il Movimento 5 Stelle i dati trasmessi a Roma contengono incongruenze macroscopiche rispetto ai numeri reali forniti dall'ASP di Messina. La cronaca con una maxi operazione della Guardia di Finanza a Palermo a seguito di un controllo in una RSA, anziani trovati in stato di abbandono e gestiti da personale senza qualifiche e assunti in nero. Disposte misure cautelari personali e reali nei confronti di 2 soggetti interdetti dall'esercizio di attività imprenditoriali, sequestrati anche circa 100.000 euro e un immobile. Ha rincorso e minacciato con un coltello il suo ex compagno, per questo la ragazza vittima dello stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico di Palermo nel luglio del 2023 è stata denunciata. L'avvocata della giovane che l'aveva difesa nei processi ha deciso di rimettere il mandato. Inoltre di recente, nel corso di una telefonata con l'autore di un podcast palermitano, la ragazza avrebbe affermato che il rapporto con i 7 ragazzi non sarebbe stato uno stupro ma consensuale. Ci sono invece 4 nuovi indagati nell'inchiesta sulla strage del lavoro avvenuta il 6 maggio 2024 a Casteldaccia, in provincia di Palermo, quando 5 operai persero la vita durante i lavori di spurgo di una condotta fognaria. La Procura di Termini Imerese ha adesso iscritto nel registro degli indagati altri 4 dipendenti dell'AMAP. In chiusura la tragica notizia della scomparsa di Giuseppe Cusimano, 41 anni, stroncato da un improvviso malore ieri pomeriggio all'interno della sua azienda agricola di Centuripe. Era una figura molto conosciuta nel catanese, nello specifico ad Adrano e Biancavilla, per il suo impegno politico e nel settore agricolo. Ed è tutto per queste edizioni, vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a stasera.